Peppo Matorinis. E questo diciamo è l'ensemble, la band che tu hai così velocemente presentato, ma io guarda partirei subito da un dato di fatto che mi ha lasciato così di stucco, perché tu hai suonato nel posto dove suonavano i Beatles, sei andato a suonare al Cavern Club di Liverpool, tra sì. le altre cose diciamo. Sì. Insomma, questo blues ti fa girare il mondo, sei stato poi a Chicago anche al Chicago Blues Festival con quelli che sono i mostri sacri di questa diciamo, disciplina musicale, no? Sì, è stato molto importante, molto emozionante, anche perché... Tu dammi le spalle, Ricky, non ti preoccupare, scusami, parla hai dentro il ragione, microfono, dammi le spalle, lo so che sembra un'interrogazione parlamentare così, però... No, è che è inquietante perché sento qualcuno dietro che mi... Io se vuoi ti metto un po' di voce davanti così No, mi senti un po' più presente lì effettivamente, guarda, ecco, vengo lì però soltanto a livello acustico, ma anche perché adesso cominciamo lo streaming, ricordiamo che il salotto va in streaming, adesso siamo in streaming sulla pagina di Corto Corto, ci possono vedere dappertutto nel mondo e voi avete suonato praticamente un po' dappertutto nel mondo, forse ti manca il Giappone ancora come avete suonato in America. Non si sa mai nella vita, quindi vabbè, speriamo sei di giovane, andare... voglia ancora, poi il blues si può suonare anche un po' maturi, anzi viene meglio, no? È vero, verissimo, concordo pienamente. Speriamo. Quindi ci stanno guardando un po' ovunque perché siamo in streaming, poi andremo su Radio Flash, andremo su Radio Città Futura di Roma, insomma ci saranno anche i podcast sempre dalla pagina di Corto Corto, quindi diciamo tutta la burocrazia di informazione l'abbiamo sviluppata. Adesso io cercherei di entrare un po' di più invece nel mondo di quello che suonate, insomma di quello che è il blues che portate in giro. Abbiamo detto siete stati a suonare al Cavern, siete stati a Chicago, poi me ne sono dimenticate un sacco perché è una biografia lunghissima, io poi me ne scrivo a mano, non capisco più niente, però diciamo queste sono quelle che mi sono rimaste di più negli occhi perché probabilmente sono anche quelle un po' più famose per i profani del blues, come posso essere io. Allora, per continuare questo viaggio nel mondo del blues, che pezzo avete preparato in scaletta? Allora, adesso proporremo un brano dei mitici Jethro Tull, perché io e Pep ogni tanto abbiamo la fortuna di avere alla batteria, senza mancare di rispetto al mitico Umberto Cesarano, insomma ogni tanto suoniamo con Clay Bunker, che è il primo batterista storico dei Jethro Tull. Così, non mi fate mancare niente proprio, diciamo che cerchiamo di fare il possibile. Il primo brano, visto che ovviamente i Jethro sono famosi per il mitico Ian Anderson, che ha diciamo così usufruito della sua conoscenza da autodidatta, incredibile questa cosa, lui è partito da autodidatta a suonare il flauto di traverso e l'ha praticamente sostituito agli assoli di chitarra elettrica e tutto il resto è storia, quindi i Jethro Tull sono diciamo così non solo una parte importantissima per il progressive rock, ma sono diciamo così rivoluzionari proprio perché appunto Anderson ha messo il flauto traverso al posto della chitarra elettrica e adesso tu fai il contrario, però io faccio il contrario, la chitarra elettrica al posto del flauto traverso, esatto, perché quello non sono capace a farlo, quindi allora siamo andati a pescare dal primo album, che è quello più blues, diciamo così, e questo brano si intitola My Sunday Feeling. Vado? Vadi. My Sunday feelings coming home over me. My Sunday feelings coming home over me. Now that the night is over, gonna clean my hair so I can see. Till I get the put together, that old feeling wanna be free. I want somebody to tell me where I leave my helpless night. I want somebody to tell me where I leave my helpless night. I really don't remember. Roll my cigarette, think goodbye. Till I get the put together, that old feeling can't get me right.
some assistance, have you listened to what I say? I need some assistance, have you listened to what I say? I don't feel so good, need someone help me to my back. Till I get the pot together, that old feeling is in my head. Till I get the pot together, that old feeling is in my hand. Ricky Massini, e questo è un finale, questo è proprio un finale come si deve, un finale sentito, un finale che si fa sentire, diciamo, metti proprio la punteggiatura nel posto giusto. Allora, senti, io vorrei, visto che siamo anche in streaming, ricordare, tu arrivi da Biella, no? Sì, Ecco. arriviamo da Biella. Io, Beppe, bassista, arriviamo da Biella, mentre Umberto arriva da Novara. Diciamo, però, Yes. insomma, la zona è quella lì, diciamo. Piemontese. Ecco, però Biella in particolare è un covo di musicisti d'azzardo proprio, perché Cavolo. noi ci avete delle eccellenze mica da ridere. Cosa c'è nell'acqua lì a Biella? Cosa è successo? Perché mi viene in mente Ale Cariazzo, poi io suonavo con Alessandro. Paolo Gepcucco, insomma ce ne sono. Massimo Serra, Max infatti. Tempio, ce ne sono tantissimi. Sono tantissimi. Siamo in Vi siete tanti. contagiati lì? Ci siamo contagiati, Vi è vero. frequentate o vi odiate come si fa veramente nei posti? No, ci frequentiamo, sì, sì. Io, diciamo così, tra i nominati sono quello un po' più giovane. Sì. Difatti mi ricordo che a 15 anni più o meno, le prime volte che incominciavo a girare nei locali, andavo a sentire l'Alessandro Cariazzo, il Massimo Serra, Certo. tutti i grandi personaggi con i quali poi ho avuto la fortuna anche di collaborare. Certo, quindi diciamo anche una situazione così di contagio, di emulazione giustamente, sì, come sì, deve sì. essere. Sì, Quindi sì. un ambiente da quel punto di vista stimolante, uno dice è un posto di provincia, invece per il blues è un posto ricchissimo, Sì, diciamo. infatti, me lo sono sempre chiesto anch'io, è una cosa È abbastanza strano, curiosa. Sì. è strana questa cosa. Va bene, senti, adesso se non sbaglio invece abbiamo la possibilità di ascoltare un brano che invece è tuo, un brano strumentale, Sì, è no? un brano strumentale, perché oltre al blues, British blues, io sono patitissimo del mitico Rory Gallagher, un chitarrista irlandese, vabbè non c'entro tutto in questo momento. Oltre a queste, diciamo così, passioni, mi piace la chitarra finger picking, quindi tutto quello che è acustica. Adesso in questo periodo il più famoso è senza dubbio Tommy Emmanuel, però prima di lui Merle Travis, Chet Atkins, Mark Knopfler, che ha poi reso, insomma, è diventato immortale grazie ai Dire Straits. Sì. Quindi tutto questo finger picking mi aveva ispirato già qualche anno fa questo brano intitolato A Light on One's Feet. Attenzione, io non lo voglio Ammazza. ripetere perché te lo rovino. È uno però scioligo tanto incredibile, ormai è incredibile. chiaro. Ormai diciamo è andato e anche passato Infatti una volta così. mi sono anche detto ma perché l'ho intitolato? Vabbè. Vabbè, sono quelle cose, ti piace complicarti la vita, ci sta. Un brano strumentale, finger picking, signori e signori, Ricky Massini, però non fatemi ripetere il titolo, a voi. Mozzarella. Quello lì. Yeah, here we go.
Ricky Massini qui al salotto.